tutti e benvenute al terzo Festival del giornalismo di Verona, terza edizione sempre più in ascesa, sempre più sfidante, con sempre più proposte. Non perché ci piace organizzare eventi, perché è un grandissimo impegno, ma perché crediamo che oggi sia necessario creare degli spazi di confronto e di dialogo fra generazioni, soprattutto, e quindi è molto bene che siamo qui in università, su tematiche molto importanti che riguardano, le troviamo sui giornali, sulla stampa, che creano questo rumore di fondo nel quale facciamo molta fatica a orientarci. In genere abbiamo delle fruizioni sempre più digitali, sempre più informatiche. Io vengo dalla carta stampata, come alcuni colleghi che sono qui presenti. Sappiamo quanto è cambiato il mondo dell'informazione e quanto sia difficile anche per i giovani capire una notizia, di che cosa sia composta, se sia credibile, come verificare le fonti. È sempre tutto più complesso. Quindi non possiamo che essere felici di essere stati ospitati e accolti in università, perché ci dà un grande abbrivio per incontrare i ragazzi, gli studenti, e per questo mi sento innanzitutto di ringraziare l'istituzione nella figura del professor Arnaldo Soldani, che è preside del Dipartimento di Cultura e Civiltà, che ci ha dato patrocinio per questo evento. Lo invito a raggiungermi per un saluto e per sentire che cosa pensa del giornalismo oggi, se è il caso di fare incontri di questo tipo. Grazie molte. Anzitutto voglio dire che oltre che come direttore del Dipartimento di Cultura e Civiltà sono qui anche per portare i saluti e l'augurio di buon lavoro da parte del magnifico rettore dell'Università di Verona, professor Pierfrancesco Noccini. Ma sono qui anche appunto come direttore del Dipartimento di Cultura e Civiltà, che ha dato il patrocinio a questa terza edizione del festival, come l'ha dato per le due precedenti. La ragione del nostro contributo, diciamo, a questa bellissima manifestazione risiede anzitutto nel fatto che in questo nostro Dipartimento di Cultura e Civiltà sono incardinati, come si dice, i due corsi di studio di Scienze della Comunicazione e di Editoria e Giornalismo, l'uno triennale, l'altro magistrale, che hanno, se non altro, l'ambizione di formare i futuri professionisti del mondo della comunicazione. E quindi siamo molto felici che l'inaugurazione del convegno avvenga qui, nelle bellissime sale del Polo di Santa Marta della nostra Università di Verona, e che possano partecipare almeno in parte alle varie sessioni di questo festival anche i nostri studenti, sia triennali che magistrali. È per loro, credo, una grande occasione di venire in contatto con i professionisti del mondo della comunicazione, e cioè del mondo in cui aspirano ad inserirsi un domani. Il festival è davvero sfidante, come ha detto la presentatrice, l'organizzatrice del nostro primo incontro, perché affronta tematiche di grande attualità che anche dal punto di vista della formazione dei nostri studenti sono molto molto importanti. C'è poi un'altra ragione che mi sento di sottolineare e che ha, come dire, contribuito alla nostra piena e convinta adesione a questa iniziativa, e cioè che nell'ambito di questo Festival del giornalismo si conferisce un premio dedicato alla memoria di Antonio Megalizzi, come voi sapete, giornalista radiofonico che è stato barbaramente trucidato in uno degli attentati, insomma l'attentato di qualche anno fa, insomma l'attentato dei mercatini di Natale. Antonio Megalizzi era stato nostro studente proprio qui all'Università di Verona, e precisamente nella nostra radio di Ateneo, Radio Fan, aveva mosso i primi passi come giornalista radiofonico. Questa è l'occasione per ricordarlo, queste sale che lo hanno visto come studente, e anche per ringraziare l'organizzazione del festival per aver pensato a un premio dedicato alla sua memoria. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio gli organizzatori naturalmente, ringrazio Tiziana Cavallo
che si è prodigata come sempre per creare questo relais fra l'organizzazione del festival, la nostra università, in particolare il nostro Dipartimento di Cultura e Civiltà, e auguro a tutti buon lavoro e buon festival. Grazie di essere qui a Verona. Grazie mille. Io invito la Presidente di Assostampa Verona, Angela Petronio, con calma. Intanto spiego il tema del festival. No, ma tu tranquilla, fai la promenata perché so che bisogna un po' organizzarsi. Ogni anno noi abbiamo un tema, quest'anno abbiamo scelto di lavorare su una duplicità di significato, questo famoso impatto zero. Zero impatto. Impatto zero lo sentiamo come un obiettivo, no? Che il nostro mondo, che ha un grandissimo impatto con la produzione e con il nostro consumo, la presenza antropica, rende difficile conciliare sostenibilità e il nostro stile di vita. Però impatto zero spesso è un obiettivo piuttosto utopico, illusorio, e quindi parleremo comunque di tematiche ambientali, perché è uno dei temi su cui c'è una grandissima bisogno di chiarezza, di informazione e di approfondimento. Zero impatto invece è un po' una domanda che ci facciamo dal punto di vista informativo, ovvero come stampa riusciamo a raggiungere i lettori, riusciamo a portare informazione, riusciamo a portare riflessioni. Vedo una perplessità della Presidente di Assostampa, infatti è proprio un grande punto di domanda. Bene quindi che ci confrontiamo anche proprio con il pubblico, con i lettori, per capire un po' più questo mestiere che non è affatto facile. Angela Petronio, grazie della presenza. Due parole da Assostampa Verona. Innanzitutto, Assostampa è l'emanazione locale, in questo caso provinciale, della Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato dei giornalisti. Ascoltando quello che dicevate, la domanda che si pone il festival è una domanda difficile, è una domanda che poi ogni giornalista si porta avanti, mi auguro, per tutta la sua carriera lavorativa, nel senso che il fatto di arrivare al lettore, di fare una informazione corretta e approfondita, è quello il filo conduttore di una carriera giornalistica. Come Assostampa e come sindacato dei giornalisti in questo momento stiamo seguendo l'evolversi di una categoria che sta vivendo delle difficoltà notevolissime, sia da un punto di vista pratico, cioè di una difficoltà indubbia di un settore anche a livello economico, ma che sta vivendo delle difficoltà anche che riguardano la professione proprio nella sua sostanza. Tra poco verrà consegnato un premio che è dedicato ad Antonio Spadaccino, che era un mio collega, era uno dei miei capi. Antonio aveva il pallino dei giovani, ha allevato, quando dico allevato è perché ha proprio non solo fatto crescere, ma nutrito almeno 2 generazioni di giornalisti. E in questo momento fare il giornalista, soprattutto per un ragazzo, è una cosa difficilissima, è una scelta molto difficile. È molto difficile dal punto di vista economico, perché in questo momento la formula è quella del precariato, che poi venga addolcito con altri termini tipo freelance. La sostanza è che nei giornali si fa fatica ad entrare, ad essere assunti e ad avere una certezza lavorativa. E l'altro fronte è quello di una categoria che sta vivendo, non dico degli attacchi, ma delle formule che rendono molto difficile fare questo lavoro. Si va dalle querele temerarie, e questo è un argomento importante soprattutto per i giovani, perché essere precari vuol dire
non poter affrontare determinate situazioni, ad esempio una querela temeraria che viene fatta e che comunque sai che alla fine porti a casa, cioè che vinci, però implica che ti devi pagare un avvocato, implica che un'azienda deve mettere a bilancio i soldi che vengono chiesti per una causa civile, anche se poi viene vinta. Quindi tutto questo va a indebolire il sistema dell'informazione. Quindi Antonio, tra l'altro, era iscritto anche al sindacato e la cosa importante è che in questa professione ci si ricordi dei doveri, assolutamente, ma ci si ricordi anche dei diritti che passano soprattutto dai giovani che vogliono fare questo lavoro. Perché se ai giovani non vengono insegnati i loro diritti e non vengono dati i diritti che hanno, allora è difficile che poi ci possa essere un giornalismo libero, veritiero e corretto. Ecco, questo è quello che volevo dire. Auguri al festival e auguri a tutti ai ragazzi che vogliono, che vorranno intraprendere questa professione. È sempre più... Grazie. Sempre più da coraggiosi, quindi siamo qui per darci anche un conforto e un incoraggiamento. Io chiamo Elena Guerra accanto a me. Spieghiamo un po' questo festival rapidamente, così almeno li aiutiamo a entrare in questo percorso. Grazie Fabiana, grazie anche a chi ha parlato prima di me. E state guardando già il programma in loop dietro, grazie a Filmica, nostro partner tecnico, e siamo dislocati in varie sedi quest'anno, qui al Polo Santa Marta, proprio per la vicinanza, insomma, con i corsi che riguardano l'informazione, il giornalismo e la comunicazione. Ma torniamo nuovamente al quartiere Filippini, alla dogana di terra. Siamo passati il primo anno dalla dogana di Fiume, il secondo anno Galleria Filippini, ovviamente quest'anno grazie alla sovrintendenza e all'accoglienza siamo alla dogana di terra, dove vi invitiamo da oggi pomeriggio, domani pomeriggio e tutta domenica, tutta la giornata dalle 10 alle 23. E teatro nuovo lunedì con il direttore degli Uffizi per poi iniziare la carrellata dell'Extra Festival in provincia. Partiamo da Caprino mercoledì 10 maggio con un discorso sulla montagna, il rapporto tra ambiente e umano, per poi andare a Legnago con una serata dedicata a Salieri. Povegliano Veronese, mafia al nord, è un tema ricorrente all'interno del programma del Festival del Giornalismo. Parleremo di Afghanistan e non solo, sabato sera a San Bonifacio e domenica a Bardolino parleremo di radio, visto che la radio è uno dei tanti media amati da tantissimi giornaliste e giornalisti all'interno della redazione di Eraldo e non solo, soprattutto anche di Antonio Megalizzi, quindi insomma un tema che ricorre spesso all'interno sempre del nostro festival. E poi saltiamo di nuovo in città il 26 maggio, un venerdì, e andremo per la prima volta al cinema a vedere un film, Stonebreakers, al Cinema Nuovo San Michele, che parla di cancel culture, quindi una questione che riguarda tantissimi argomenti, non solo i movimenti statunitensi. E torniamo e chiudiamo a Negrar di Valpolicella il sabato 27 per parlare di finanza. Insomma, tantissimi argomenti trasversali, appunto dalle mafie, dalla radio, passando per il Vaticano, per i diritti umani, dagli esteri alla politica interna con uno sguardo al femminile, domenica pomeriggio, ma tante questioni che fanno sì che il festival sia sempre più un punto di riferimento non solo per i giornalisti, per la cittadinanza che hanno voglia di ascoltare quei professionisti che stanno spesso dietro la carta stampata o insomma la radio e la TV. E cos'altro dire? Quest'anno abbiamo anche avuto l'opportunità, grazie all'Ordine dei giornalisti del Veneto, di avere dei crediti per i colleghi, sono 20
20 crediti che ci chiedono all'anno e 20 sono i crediti che si possono acquisire attraverso degli incontri. Il primo oggi pomeriggio dedicato a Gianni Brera alle 17 alla Dogana di Terra, quindi si inizia con giornalismo sportivo. Che altro dire? Abbiamo tantissimi partner, in primis main sponsor Jetec Italia Spa, e a cui diamo ovviamente i nostri ringraziamenti, perché tanta buona volontà deve essere accompagnata ovviamente anche un sostegno. Cos'altro dire? Io passo la parola al collega Ernesto Kiefer per dedicare questa ultima parte della celebrazione, insomma, dell'inaugurazione della terza edizione del festival, al premio, il primo premio che verrà dato oggi, quello dedicato ad Antonio Spadaccino. Grazie. Sì, è bello perché è appena arrivata la classe delle superiori, stanno entrando, quindi io aspetterei ancora qualche istante, proprio perché sarebbe bello consegnare il premio anche davanti ai ragazzi che stanno arrivando. Nel frattempo chiedo alla famiglia Spadaccino, quindi a Camilla, ma anche ad Alessandro Baschieri, collega, che ci ha tenuto tantissimo a essere qui oggi, di raggiungermi. C'è già stato un ricordo di Antonio in precedenza. Mentre aspettiamo i ragazzi, volevo solo raccontare questo. Ricordare Antonio Spadaccino ovviamente non spetta ad Eraldo assolutamente, è solo che purtroppo Antonio ci ha lasciato alla vigilia della seconda edizione l'anno scorso, ed è stato una tale ondata emotiva, perché tutti noi abbiamo avuto a che fare con Antonio, bene o male, nella nostra, così, chiamiamola carriera giornalistica, che ci è sembrato veramente naturale. Già l'anno scorso ricordarlo con una piccola targa che abbiamo consegnato alla famiglia Soave, e prenderci l'impegno di istituire un premio per i giovani under 30. E poi è stata anche, come dire, una scelta, come dire, per certi aspetti difficile, perché è stato difficile trovare giornalisti under 30, e questo dovrebbe già essere di per sé un motivo di riflessione sulla professione e sulle cose che ci ha detto prima Angela. Spero di averlo pronunciato bene. E quindi è stato per questo che abbiamo voluto, insomma, ci sembrava legittimo che a un festival del giornalismo a Verona un giornalista come Antonio Spadaccino venisse ricordato. E la cosa bizzarra è che noi abbiamo un premio fin dalla scorsa edizione intitolato ad Antonio Megalizzi, che era un giornalista under 30, che invece viene assegnato a giornalisti in realtà navigati, sicuramente maturi, non under 30, e abbiamo un premio intitolato ad Antonio Spadaccino, che insomma ha dedicato tutta la sua vita anche a formare e a crescere letteralmente giovani giornalisti, che viene assegnato appunto, quindi questa specie di incrocio è anche un po' carino. Sempre in attesa, io vorrei lasciare la parola ovviamente a chi molto più di me ha diritto a ricordare Antonio. Volevo aspettare i ragazzi, perché secondo me era non proseguiamo, stanno arrivando. Ok, va bene, mi fanno segno. Allora, ancora per qualche istante volevo solo ricordare il mio personalissimo ultimo ricordo di Antonio, perché in un'intervista che gli avevo fatto per Verona Fedele, in cui si parlava di calcio, di Chievo, argomenti a lui comunque ben conosciuti, insomma gli avevo chiesto di mandarmi una foto e lui non riusciva a mandarmela, era impegnato. Alla fine gliene ho rubata una da un profilo Facebook, non so quanto sia giusto dichiararlo qui, ma insomma poi mi ha mandato un messaggio molto carino qualche giorno dopo, non tanto sull'articolo, ma sul fatto che lo avessi fatto sembrare molto più giovane, perché avevo scelto una foto di qualche anno prima, insomma. Questo era anche Antonio Spadaccino, uno che sapeva scherzare anche su se stesso. Camilla. Se vuole dire qualcosa. Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Baschieri, ho lavorato 20 anni con Antonio al Corriere della Sera, alle edizioni locali del Corriere Veneto, Corriere di Verona,
e ovviamente sono molto contento di essere qui per ricordare la memoria di Antonio. Antonio era un giornalista essenziale, un termine che alle volte ha un'accezione negativa, ma secondo me invece va visto al contrario. Un giornalista che riesce a trasformare in semplici i concetti complessi, a essere diretto, a individuare subito il titolo, la notizia, quello che si vuole comunicare, riesce ad essere un vero mediatore. Quella è la grande virtù di un giornalista. Noi l'abbiamo visto anche durante la pandemia. Il Corriere della Sera negli anni della pandemia, non posso nasconderlo, ha avuto un guadagno indiretto enorme. La gente ha cominciato a leggere, a cercare il giornale che magari fosse meno radicale, meno estremista, ma che gli dicesse le cose che voleva sapere, le cose che non voleva sapere. In una situazione di emergenza uno ha bisogno di chiarezza, di capire come stanno le cose, non di essere tirato a destra, a sinistra, indietro o avanti. E ha individuato, a torto o a ragione, nel nostro giornale, diciamo, quello che gli dava quel qualcosina in più per capire. Sono aumentate molto in questo periodo le copie di vendita del web, e abbiamo anche capito per la prima volta, questo spero che sia destinato anche a cambiare in meglio la nostra professione, che la gente ha bisogno di imparare, di sapere delle cose nuove che non sa. Attraverso il web noi per la prima volta riusciamo a capire che articolo legge un lettore. Una volta compravamo il giornale, ma non sapevamo all'interno del nostro giornale se leggevano la prima pagina, la pagina 2, la pagina 3, lo sport. Adesso noi siamo in grado di sapere esattamente qual è l'articolo che viene letto, e abbiamo capito molto spesso che tra gli articoli più letti ci sono quelli che noi chiamiamo gli spiegoni, cioè perché nel Donbass ci sono le tensioni. Non c'è più l'assassino è un mostro, ma chi è la persona che ha ucciso? Cioè, questo a suo modo Antonio lo aveva già capito, era un precursore, uno che non sprecava le parole. Questo per dire, diciamo così, dell'Antonio giornalista. Io ho avuto modo di conoscerlo in tutto il resto della sua vita. Era anche una bellissima persona, e questo è principalmente il motivo per cui noi tutti siamo qui, perché Antonio era una persona generosa, semplice, che aveva sempre una buona parola per tutti, e anche quando doveva rimproverare qualcuno metteva su un tono e una voce dura da finto burbero che sostanzialmente non spaventava nessuno, però era il suo modo di non rinunciare al ruolo per cui era stato, diciamo così, chiamato, in quanto anche lui era un caporedattore sostanzialmente, e ci alternavamo al coordinamento delle nostre redazioni locali. Ecco, questo era quello che volevo dire di Antonio. Ringrazio gli organizzatori di questo festival per aver pensato a un premio alla memoria di Antonio, e vi ringrazio veramente di cuore, perché secondo me è una persona che merita di essere ricordata. Bene, come appunto sapete, mio papà è stato un importante giornalista sulla scena veronese e più in generale anche del Veneto. E quando la redazione di Eraldo, che ringrazio di avermi coinvolta in questo evento, mi ha informato del premio dedicato a suo nome, ho inizialmente pensato che la sua prima reazione sarebbe stata quella di storcere il naso, perché non amava molto le lodi, soprattutto se rivolte al suo lavoro. Però credo anche che l'unica condizione a cui avrebbe accettato sarebbe stata proprio quella di vedere il suo nome allacciato ad un giovane giornalista meritevole. E infatti oggi sono qui a quasi un anno dalla sua morte, principalmente come sua portavoce, anche a nome della mia famiglia. E ci tengo a dire quello che credo vi avrebbe detto lui.
ovvero di fare questo lavoro solo se il fuoco che vi accende resterà acceso nonostante i numerosi intoppi che incontrerete lungo la strada. Infatti lui ha avuto una lunga carriera, ma non è stata ovviamente priva di fallimenti, però è sempre stata supportata da una grande passione, dedizione e senso di responsabilità che ha cercato di mettere in campo anche nei momenti più difficili. E per questo sulla targa del premio ci è piaciuto ricordarlo con una frase che proprio Alessandro mi ha detto fosse solito dire in redazione, cioè sbaglia chi fa. Quindi come dire che solo provando a fare qualcosa, anche poco, si possono ottenere dei risultati e anche se si sbaglia l'importante è imparare. E quindi ecco, credo che vi avrebbe augurato proprio questo, cioè di provare, di sbagliare, a volte anche di arrabbiarvi, ma di arrivare alla fine della giornata amando sempre quello che fate. E ringraziamo ovviamente a nome anche di Eraldo tutte le testate che hanno indicato insomma una rosa di candidati under 30 e con la speranza che possano anche negli anni prossimi fare altrettanto, ecco. Però adesso è il momento di annunciare il vincitore. Allora, per quest'anno il premio Antonio Spadaccino va a Gregorio Maroso con... Ora ti spiego anche il perché, c'è la motivazione ovviamente. Allora, Gregorio intanto è giovanissimo perché ha ancora 26 anni, quindi insomma complimenti, ecco. La motivazione per cui sei il vincitore del premio è appunto la tua capacità di aver interpretato la missione del giornalista così giovane, insomma come sei, per aver sempre cercato di appunto chiedere, indagare, spiegare, non fermarti mai alla prima risposta, che è un po' anche il senso del mestiere, e per aver portato i lettori del tuo giornale, che è Verona In, a conoscere tantissime realtà locali veronesi, dallo sport all'arte, la politica, al sociale, e per aver appunto avuto sempre il coraggio di metterti in gioco e non aver mai avuto paura di sbagliare, quindi complimenti. So che devo fare. Se vuoi dire due parole, foto di rito. Guardate anche di là. Ok, non so se Gregorio vuole dire due parole. No, beh, non ho mai vinto niente in vita mia, non so bene cosa si dice in questi casi, infatti ringraziamenti, ma che sarebbe banale. Trovo interessante invece lo spunto sul precariato che vivono i giovani, credo che è un tema su cui vada portata l'attenzione, anche perché essere un aspirante giornalista può essere frustrante. Ogni giorno dici, ma io mollo tutto adesso per chi me lo fa fare. Infatti mi sto anche cautelando con altre strade, devo essere sincero, però è un mestiere che dà tanto e sarebbe bello che ci si curasse anche dei giovani giornalisti, anche perché insomma ce n'è bisogno, è una professione importante che viene troppo spesso sopravvalutata, soprattutto in questo periodo. Quindi ringrazio tutti e buon proseguimento. Grazie Gregorio. Grazie a Camilla, grazie ad Alessandro.